Bassano del Grappa e la Pedemontana si tingono di rosa per il passaggio del Giro d'Italia. La data è di quella da segnare sul calendario. Il 27 maggio del 2020 la carovana in rosa partirà da Bassano per la 17ª tappa del Giro che porterà i ciclisti fino a Madonna di Campiglio per una tirata da 200 km che si preannuncia fra le più dure dell'intero percorso. Con 5.500 metri di dislivello e 4 Gran Premi della montagna, la tappa fra Bassano e le Dolomiti Trentine è di quelle da seguire dall'inizio alla fine. La visita in terra pedemontana lambirà anche Marostica, Breganze, Tiene, Cogollo e Arsiero, prima di lasciare la provincia di Vicenza. La notizia ha subito creato grande fermento a Bassano, che è già stata partenza di tappa nel 2014 e che si prepara a vestire l'abito delle feste per l'occasione. Saremo una tappa di partenza del prossimo Giro d'Italia 2020. Ringrazio la Regione perché questa opportunità ci è arrivata proprio da lì, nel senso che ci ha individuati come una delle città interessanti per questa finalità. C'è anche un bel gruppo di imprenditori che ci aiuta a sostenere l'iniziativa affinché non vada a pesare sulle tasche dei cittadini bassanesi. Quindi ci prepareremo, festeggeremo, caricheremo questo periodo aspettando il Giro e gustandoci questo evento importante. È un'opportunità grande e chiaramente noi vogliamo viverla nel miglior modo possibile e da tutti i punti di vista, non ultimo turistico.